Credo sia emerso con forza il grande lavoro di squadra e di sinergia che si sta producendo in questi mesi su questo territorio tra le associazioni di categoria, il comparto delle imprese, tutto il mondo delle istituzioni a partire dagli enti locali, dalla Regione, financo ai rappresentanti della politica territoriale in Italia, a Roma e in Europa. Il sistema della Costa Veneto continua a lavorare in sinergia per ottenere i risultati più importanti per le nostre aziende, quindi da una parte prepararle a essere pronte quando sarà necessario affrontare i percorsi di evidenza pubblica sull'annoso tema delle concessioni demaniali, e dall'altra parte iniziare a portare un nuovo approccio, delle nuove strategie per la difesa del territorio, non solo dal punto di vista etico e ambientale, ma anche e soprattutto per mettere in sicurezza quella che di fatto è una componente fondamentale dell'economia di questo territorio. Siamo fiduciosi, continuiamo ad essere da patologici ottimisti quali siamo fiduciosi. Ovviamente c'è una giusta tensione, stiamo lavorando, come dicevo prima, per farci trovare pronti quando dovremo affrontare queste sfide che avremo nel nostro futuro, ma siamo anche consapevoli della nostra forza, siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto fino a qui e quindi riteniamo che quando sarà il momento saremo in grado di dimostrare ancora una volta perché la Costa Veneta è il tematismo balneare più importante d'Italia.